grande serata, grande avvenimento, la presenza di un importante personaggio del mondo della televisione, ma anche gli autoctoni locali hanno dato il loro contributo. Tra l'altro lei con 600 euro si è aggiudicata la bottiglia numero 1 con tanto di firma e una bottiglia di Tokai del Veneto degli anni 70. Cosa aggiungiamo ancora? Aggiungiamo che siamo stati molto contenti di questa serata perché è il degno, diciamo, coronamento del successo che avevamo ottenuto l'anno scorso con l'acquisizione del Guinness World Record con la bottiglia più grande al mondo di vino friulano. Il nostro intento era appunto continuare in quest'opera di valorizzazione e promozione del territorio, di tutta la nostra comunità, di tutte le aziende agricole ovviamente, dei ristoranti, degli esercizi ovviamente ristorativi e di ospitalità, perché è giusto valorizzare il nostro territorio, il territorio che si trova all'interno del Coglio, che si trova all'interno del Friuli Venezia Giulia, perché è veramente un territorio che vale la pena di scoprire, un territorio che vale la pena di assaporare, un territorio che vale la pena di assaggiare. Quindi con questo proposito noi abbiamo organizzato questa serata, siamo molto contenti ovviamente dell'afflusso di pubblico che c'è stato, siamo molto contenti di come è stata data risposta a una causa benefica come quella che voleva devolvere l'incasso di questa serata di beneficenza all'associazione Abio Onlus di Udine, un'associazione che opera nel territorio, che vive nel territorio e che fa del bene. Quindi penso che abbiamo raggiunto gli obiettivi e io ringrazio ovviamente tutta la comunità di Dolenio del Coglio, tutti gli agricoltori, tutte le aziende, ringrazio ovviamente in particolar modo la Proloco Pierizorut che sono stati sempre al nostro fianco, a fianco dell'amministrazione comunale, e in sinergia siamo riusciti a ottenere, siamo riusciti a realizzare questa serata. Non solo sport ma sicurezza, insomma un binomio importante dopo quello che si è visto purtroppo anche ieri. Sì, certamente, purtroppo un momento cupo, nel senso che la notizia è arrivata ieri, io purtroppo l'ho vista anche in diretta perché stavo seguendo il campionato, la dipartita di Simoncelli sicuramente ci fa pensare, ma ci fa pensare anche che siamo molto attenti a quello che è l'aspetto della sicurezza e quindi nel commemorare purtroppo la scomparsa di Simoncelli sabato, quando inizieremo, quando apriremo le danze cosiddetto, osserveremo anche un minuto di silenzio per ricordare questo grande campione scomparso purtroppo, devo dire, in erba. La nostra associazione è un'associazione che dà ormai muove i passi da parecchi anni, questa è la seconda diciamo, evoluzione, il secondo appuntamento che facciamo di Motor Christmas, quello che ci muove sempre è far conoscere il mondo dei motori in totale e assoluta sicurezza. Questo perché siamo ben consapevoli che i motori sono euforia, sono gioia di vivere, sono divertimento puro e via discorrendo, però bisogna sempre porre molta attenzione, quindi conoscere quelle che sono le espressioni più diverse del mondo dei motori, che siano essi kart, moto, supermotard, macchine da drift, macchine da rally, macchine da pista in tutte le loro varie sembianze, devono essere sempre usate diligentemente e con molta attenzione, molta discrezionalità da parte di chi le guida. Quindi questo è un momento di totale e assoluta sicurezza, tranquillità, dove poter appunto godere di queste esibizioni. Continua con grande successo Jazz and Wine 2011, il festival della musica jazz in programma fino a domani a Cormons. Le immagini da noi registrate si riferiscono alla serata svoltasi ieri presso il Circolo Vecchia Quercia di Pessiva sul Coglio. Una performance, quella presentata dal duo Colomba Matarese Alessio Danielis and El Quaterque, che ha affascinato e intrattenuto il numeroso pubblico presente in sala. El Quaterque è composto da Maurizio Cepparo, trombone, Juan Vladilo al piano e voice, Giovanni Tofoloni al bass, Jacques Centonze al congas e bongoes. Il Quetanche è una formazione che ripropone i primi stili di musica salsa, detta anche salsa brava, caratterizzati da una forte spontaneità, inclinazione
inclinazione all'improvvisazione e legame alle tradizioni popolari. Questa musica, nata nel Bronx, nell'ambiente portoricano degli anni 70-80, si è diffusa in tutto il mondo riscuotendo enorme successo, ma si è successivamente degradata all'odierna musica commerciale da balera. Questo progetto nasce per far assaporare il feeling autentico di quegli anni. El Savor, il gruppo, si presenta in formazione di quartetto, adatta per una situazione da club, pianoforte, canto, trombone, basso e percussioni. Per sopperire alla mancanza di un maggior numero di strumentisti, tipico delle orchestre originali, la formazione ha cercato di dare il massimo con il minimo, risultato ottenuto con successo.